L'assessore regionale alla pubblica istruzione in Sicilia, Roberto Lagalla, si dimetterà dalla carica il 31 marzo prossimo per candidarsi a sindaco di Palermo. L'esponente dell'UDC, il cui nome circolava da diversi mesi come uno dei possibili candidati del centrodestra in lizza per le comunali, ha ufficializzato stamane la sua decisione nel corso di una conferenza stampa. In questi 5 anni, ha dichiarato Lagallo, svolto lealmente sulla base di un'intesa politica con il presidente Musumeci, una funzione assessoriale che oggi ritengo di dover lasciare per candidarmi a sindaco di Palermo. Correre da solo questa partita per Palermo e per i palermitani che in questo momento sono il mio unico partito di riferimento. Ho avuto molto da questa città e oggi sono chiamato a restituire per l'affetto e l'incoraggiamento che ricevo per le strade. Ho deciso di mettere a disposizione della città, ha concluso Lagalla, la mia candidatura a sindaco di Palermo. Lascio l'assessorato non ovviamente in contrapposizione o in polemica con le forze politiche nelle quali mi riconosco come forza di governo e come appartenenza alla maggioranza, ma lo faccio in una chiave di rispetto e di amore per questa città che non tollera più i ritardi della politica e che ha bisogno di cominciare a lavorare a un progetto. Lo faccio ovviamente lasciando la porta aperta a tutte quelle forze politiche e sociali che riterranno di potersi riconoscere nella costruzione e nella realizzazione di questo progetto. La città è sostanzialmente al disastro, ma lo è soprattutto in una dimensione di totale distacco ormai tra l'amministrazione e i cittadini stessi. Una delle motivazioni della mia candidatura è proprio la sollecitazione che ricevo quotidianamente e reiteratamente da tanta gente che in funzione della mia personale esperienza amministrativa mi sollecita a fare questo passo. Devo dire che rispetto al bilancio di Palermo, ove l'amministrazione attuale portasse a compimento il piano di riequilibrio approvato dallo Stato, questo forse potrebbe essere per la nuova amministrazione uno strumento più flessibile di modulazione dei sacrifici richiesti ai cittadini, dal momento che la dichiarazione di dissesto ingessa fortemente ogni scelta discrezionale da parte della politica, quindi da parte dell'amministrazione comunale. Lagalla, ex rettore dell'Università di Palermo, non è l'unico a correre per la poltrona di sindaco. A lui si aggiungono quella della parlamentare di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, anche questa ufficializzata stamane a Palermo, l'esponente di Forza Italia ed ex presidente dell'ARS Franco Cascio, al leghista Francesco Scoma, al parlamentare nazionale di Italia Viva Davide Faraone, a Fabrizio Ferrandelli di Più Europa, mentre il PD è ancora in pressing sul presidente nazionale degli architetti Franco Miceli, che qualche giorno fa aveva annunciato l'intenzione di ritirare la sua disponibilità a candidarsi dopo alcune riserve espresse all'interno della coalizione di centro-sinistra.